Lasciamo fa Dio. A domenica di Pasqua 1900, o paterno che stesse sotto sempre in primore, di buonissimo umore si scetà in merzessette, facette chiamare San Pietro e le ricette Pietro, siente. Stamattina è una bella giornata e l'aria è fina fina, vorrei fare una scappata in terra, che te ne pare? Ma, dicette San Pietro, santa napolitana in baravisa capa guardia portone. Ma lei siete il padrone, volete venire a terra? Fate pure. Però, vedete, francamente la terra è un poco afflittiva. Ma vi sta disgustando? No, insomma, che dici? Vestiti su, scendiamo. Dove ci fermeremo? Dove andremo? Napoli, che ti pare? Sì, signor, se ricevere Napoli è pomore. E senza perder tempo, là per là, San Pietro si vestette come il fo, nu pantalone inglese a quadriglie, nu gilet come portano i cocò, tutto piselli verdi in campo blu, cappiello a tubo, cravatta a rabà, scicco stiffelio di color rapè e un piccolo bastone di bambù. Sto bene? Elegantone! E andiamo dunque. Ghiam, quando mi piglia i wand. E in un batter d'occhio eccoli a Napoli, in mezzo a Piazza Dante. O pataterno vuitello occhi attorno, scanza in un tram, si mette talenta, e proprio come un semplice mortale, ma però con accento forastiero, dicette: «Sai caro, non è mica male questa vostra città, mi fa piacere assai di rivederla, ci mancavo dal secolo passato, ma proprio molto, molto migliorato. La statua qui davanti, cosa l'è? L'Alighiero?» «No», dice San Pietro, «questo è Dante, grand'uomo, e questa sulla mano destra è la famosa chiesa di San Michele, quello è il liceo Vittorio Emanuele, più sopra c'è il museo. Questo di rimpetto è il caffè Diodati. Ci volessimo aspettare 10 minuti? Entriamo pure. O signore trasetti in quelle belle sale ornamentate. San Pietro ricetta al cameriere: «Favorite 2 mezze limonate». Erano le 10:30, la giornata era bella, a mille passavano i gente per mezza strada in coppie marciapiede, e breve ammiscata, femmine, uomini, grosse e piccirille, nutrice, serva, prevata e soldata. «Oh, qual vista gentile!» ricette o pataterno pusando un cucchiarino. «Ma com'è che si dice, caro quel mio Pierino, che la terra è infelice?» «Ma guarda, guarda un po' che movimento, che scena pittoresca e che allegria!» «Bah, sono proprio contento!» «Beh, Pietro, parla, vecchio brontolone, non sei della mia stessa opinione?» «Sì», rispondetto viecchio, «è opera vostra, è certamente tutto questo. Chi può negà? Però vi siete pigliata limonata?» «Sì, sì, ho finito». «Beh, usciamo. Signori a tutti, buona passeggiata. Dunque, dicevi?» «E Caggiarì, guardate, teritamente attorno, che varite, che vi pare riuscite? A carità!» Dio guardai spaventato in mezzo a strada, storte, stuppio, ciecate, giovane e bicchiariello, guaglione senza scarpe, bicchiarella appoggiata ai bastoncelli, e scartellata, malata, e 100 occhi arrossuti chine lacrime, e mani stese, aperte, stannute. «A carità!» Sta voce accendonare s'endetta, a tutta parte risperrata. E quasi la paretta rindaneca lontana e sentì stessa la miente. «A carità!» Con una rasella amara e allisciando sa barba francescana, San Pietro sospirai. «Non ci sta che fa. Ma mo non vi frastornate, sentite a me. Mo jammungemmo a ca. Piuttosto, quando siamo in paradiso, se ne parlerà». «Come?» «Non ho capito». O pataterna capuzziava, parlavisse solo, teneva mente in aria. Tutto insieme fece segna ca mano e un lenzuolo scennette sulla terra lentamente. Lo stennettero in mezzo a Piazza Dante, un centenario d'angelo, tutte vestute vele, già ammontonai in arin dei poverielli e se portai in cielo.